minuti. È un picnic in campo, un happening festoso. Genoa e Napoli di fatto sono già in Serie A. Tutti guardano Rocchi guarda il cronometro e adesso è finita per davvero, Napoli e Genoa in Serie A, impazzisce Marassi. Gasperini, vai Anna Bilò. Più bella insieme al figlio può festeggiare oggi. Voglio prendere fiato, parlo dopo. Va bene, dai, lasciami godere un attimo. Va bene. Grazie Anna, è tutto bello che hai fatto quest'anno. Lasciamo andare Gasperini a festeggiare perché si stava commuovendo. Mentre gode Gasperini, vediamo se Ugolini riesce a catturare qualcuno. Massimo. Eccolo qui. Massimo. La situazione è Massimo. A te Maurizio. Se lo merita questo trionfo Reia, c'è chi piange e chi si abbraccia. Speriamo l'incolumità anche di Anna Bilò e Massimo Ugolini che sono nella mischia. No, se lo meritano tutte e due queste società, queste squadre veramente hanno condotto un campionato sempre ai massimi livelli, giocando sempre sicuramente un calcio diverso, ma tutte e due squadre redditizio, quindi è giusto così. Ugolini con De Laurentiis, vai Massimo. Presidente. Immagino soddisfatto. Era quello che mi aspettavo. La risalita dall'inferno. A te Maurizio. Forse è un'espressione un po' troppo forte, la risalita dall'inferno, ma certo De Laurentiis ha raccolto un Napoli a pezzi la prima giornata con il Cittadella al San Paolo. Serie C1 Girone A, c'erano 60.000 spettatori, quel Napoli non riuscì a salire direttamente in Serie B, fu battuto proprio dall'Avellino, poi due promozioni consecutive anche per il Genoa che si era arrivato 2 anni fa, poi sprofondò in... Prova a liberare Abate, ci riesce, azione personale, scatta Tecno che poi rimette tra i piedi di Montervino, doppio scambio, ancora Montervino che riceve, azione alla mano, Montervino in aria per Calaiò, è solo il sinistro